E con grande piacere, come dice il Presidente della Repubblica, con tribolante soddisfazione, siamo qui in studio con Calandra and Calandra, Maurizio e Giuseppe. Sì. Lo scorso anno abbiamo avuto questa opportunità di avervi in studio, ora di nuovo avvicinati qui al microfono, se no non sentiamo la tua bella voce. Abbiamo avuto l'occasione di riavervi qui in transito nella provincia di Siracusa e abbiamo colto l'occasione per tirarvi dentro e fare un last minute, un'intervista. E noi di questo vi ringraziamo sempre per la cortese attenzione e per l'ospitalità che non è mai mancata nei nostri confronti. Benissimo, ma l'ospitalità che noi vi diamo con vero piacere è motivata dal fatto che la vostra musica è una musica che richiama il territorio, una musica che richiama le tradizioni di quella che è la nostra Sicilia. Voi venite da Alcamo, in provincia di Trapani, dicevi l'ultimo comune? Sì, siamo venendo da Palermo è il primo comune che fa parte della provincia di Trapani. Okay. Venendo da Trapani è l'ultimo comune che siamo nella parte divisoria proprio ci troviamo nel mezzo fra Trapani e Palermo, due province. La cosa che ci ha colpito nel 2011, anno in cui è uscito il vostro primo successo con una grande clip che adesso ne riparleremo, è stata pluripremiata, è questo Siciliano ti Pussano. Sì. Questa cosa ci ha colpito tantissimo positivamente perché questo richiamo del siciliano trasbordato su un'astronave da due alieni che praticamente cercano di capire la natura dell'uomo. Sì, abbiamo voluto giocare in modo ironico sugli usi e costumi di noi siciliani e magari un po' calcando la mano su alcune cose, ma sempre in modo siciliano, in modo divertente, perché con tante persone normali che c'erano nel globo, giusto un siciliano sfortuna perché comunque poi nel video, per quanti l'hanno visto, si vede che poi gli alieni comunque sono rimasti così affascinati dal nostro modo di essere, dal nostro modo di fare, dai nostri cibi, tanto da spogliarsi degli abiti, tanto da trasformarsi poi in siciliani veri e propri. Questa è una cosa. E comunque Siciliano di Pussano è un pezzo del 2011 che voi poi avete girato. È il nostro primo inedito, è stato veramente un successo, diciamolo. E noi in questo percorso excursus sui Calandra e Calandra adesso invitiamo la regia a farcene rivedere un pezzettino. Siamo anche noi curiosi. Vai. Io non l'ho mai visto, ad esempio. Mi suso, mi curco su soiuso, tengo l'occhio aperto o lo tengo chiuso, le robe in capoletto, ora che mi metto le scarpe nuove, tanto fuori un chiovi, un corpo di capelli, mi sciavolo la scidi, ma giusto le baffette, una giovole quasetti, siciliano di Pussano, mi spiglio la semenza, mi posso fare senza, ogni tanto male addio se mi scappa la pazienza, siciliano di Pussano. Domenica la missa, Don Vito mi confessa, perdona l'ho peccato e cominciare da capo. Molto bello e accattivante, colori e profumi della Sicilia, quei bimbi che ballano, che girano, poi la partecipazione tra l'altro di un attore famoso perché il famoso Catarella, Angelo Russo che ci ha dato questo enorme piacere. Che poi questo personaggio dell'uomo della Lapa è perfetto, sì, ma lui nel video ha fatto 3 camei, come si suol dire in termini Aiupira e Aiupuma è tutto dire. È un modo proprio di dire nostro. Noi rimarchiamo molto i nostri modi di dire, perché comunque dietro un modo di dire comunque c'è a volte una storia dietro lunghissima. La nostra tradizione, la nostra sicilianità proprio sta anche in questo. Quindi Angelo Russo, ma anche il cabarettista Ivan Fiore, che è stato, come amo dire io, un cartone animato. Una bella produzione, diciamolo. E poi per l'anno dopo vi siete un po' calmati, avete un po' abbassato i toni, il groove è un po' sceso. Diciamo che è una di quelle canzoni che è nata così di getto. È una canzone d'amore, non poteva essere diversamente. Perché la nostra tendenza è sempre quella di giocare un po' sull'ironia.
Però è come quando arriva un figlio inaspettato e te lo devi tenere. Ci quindi, siamo ritrovati a siamo... produrre anche questo, sia brano sia video. Sì, quindi abbiamo appunto scritto questa canzone, appunto Canzone d'amore, che è stata girata poi il videoclip a Castelvetrano con la partecipazione, la collaborazione del corteo storico di Castelvetrano. Bravissimo, vedo che sei documentato. C'è anche il cameo di Roberto Coelho, che è il caporedattore di Rai 3. Stefania Scordio, Giuseppe Cimarosa. La cosa bella che vi contraddistingue, oltre ai pezzi che sicuramente sono di altissimo livello, è proprio questa vostra scelta di produrre clip di alto livello, clip di buona fattura, e questo sicuramente è una nota di merito, perché chiaramente in un mercato globale dove si fa uso e fammi dire anche abuso di YouTube e quant'altro, diffondere il verbo, diffondere un messaggio, perché la musica è un messaggio, diffonderlo tramite canali alternativi e innovativi, quale può essere una clip fatta bene, è sicuramente una cosa, un valore aggiunto, un nuovo modo di comunicare. Diciamo che per noi che siamo autoprodotti, che ci autoproduciamo, è un modo per poter farci conoscere attraverso appunto il web. Bene. E questo bisogna, giustamente, io penso che sia nel momento in cui vai a fare una clip bisogna dare il massimo per cercare di, appunto, di creare l'attenzione. Ma noi amiamo attraverso i video anche raccontare una storia, perché tu, come mi insegni, oggi i videoclip sono fatte solo di immagini veloci, magari fatte anche bene in Full HD, in Blu-ray, come vuoi, però una ripresa al mare, una macchina, le nuvole, cioè noi invece io amo definirli oggi, non so se posso dirlo, sono dei piccoli corti musicali, perché amiamo raccontare una storia dall'inizio alla fine. Quindi diciamo siamo un po' vicini da godere, no? Da godere seduto magari su un divano. Anche perché possiamo dire che abbiamo anche un pensiero per tutti i nostri fratelli, possiamo dire i nostri fratelli e sorelle anche. E poi siciliani che sono fuori, un gira e rigira. Far vedere di nuovo la terra a chi sta in America, a chi è in Australia, a chi sta fuori appunto dal nostro territorio, è un modo per fare un approccio romantico, e forse con un pizzico di invidia e di nostalgia comunque. E quindi poi gira che ti rigira, direi la mia terra, vota che ti rivota, e scotola, gira, vota e ferria, scotola. Ecco, siamo arrivati a scotola è il 2012. Sì, 2012 abbiamo realizzato quest'altro video con la regia di Vincenzo Cusumano, girato a Cinisi, e qua abbiamo anche una cosa molto graziosa, perché Cinisi è un paese, diciamo, marino. La strada principale è stata chiusa di domenica d'agosto, siamo attorno al 10 d'agosto, in un periodo dove la gente comunque è in giro, è un periodo che sfrutta appunto le giornate e le ferie, con questo carretto, e ci hanno chiuso una strada lunghissima, guarda, non si vede neanche gente affacciata dai balconi. Abbiamo tappato proprio dentro. Sì, abbiamo murato la sera prima tutte le persone, non è uscito nessuno, quindi questa è una cosa molto simpatica. Poi abbiamo girato sotto un sole veramente cocente. La scena del carretto, che poi vedrete anche un po' più avanti, è stata ripetuta un'infinità di volte a discapito dei musicisti che trasportavano gli strumenti, perché il regista voleva effettivamente dare l'impressione, che poi è veritiera, dalla stanchezza che avevano i musicisti che trasportavano gli strumenti. La cosa bella è stata che ogni volta che finivano dicevamo questa è l'ultima, è venuta bene, ma questa è l'ultima. Non so se l'hanno capito che poi è finito, ma ci abbiamo giocato, forse continuano ancora a trasportare gli strumenti. Allora io a questo punto oltre, vuoi lanciare scotola? Vorrei lanciare, ma non vorrei farlo io, vorrei farlo con la collaborazione di un nostro amico che voi avete portato, che la nostra mascotte. Mettiamola a favore di telecamera qui, l'asinello, che sei l'asinello di scotola scotola. Sciccareddo, questo è lo sciccareddo. Dicesi sciccareddo, animale quadrupede munito di 4 dedito a rosicchiare. Anche. Benissimo. Detto ciò, diciamo che la nostra mascotte amiamo portarla con noi, è venuta con noi anche oltreoceano, in Guatemala, a New York, a Milano, a Roma, quindi veramente non lo lasciamo. All'aeroporto avete animali da dichiarare? Guarda, sono successe tantissime cose con questo asinello. Una volta era dentro il borsone, e sotto diciamo quando passa il borsone sotto il metal detector, non mi viene il termine, ci hanno fatto aprire la borsa perché pensavo fosse un animale vivo, un Kalashnikov. Si può utilizzare arma letale, si può utilizzare anche così. Regia, un pezzo di scotola a scotola, grazie.
dicevano tale che è bello, ora che sogno cresciuto, non mi dona una mano d'aiuto, ti parlano del mondo e ti contano che bello è tonno, ma saccio che felici di natura non si nasce con la stessa misura. C'è bello, c'è nasce brutto, c'è nasce lungo e corto, c'è nasce ricco e nasce scarso, e c'è quasi sempre mano lasso. Possiamo definirla una vera e propria tarantella rock, questo scotto da scotola? Certo, diciamo. l'idea nostra è proprio questa. Abbiamo cercato di portare le musicalità delle contaminazioni in una versione un po' più rock, ballabile, anche se il brano è molto allegro, comunque racconta delle amare verità. Quindi vi prego di attenzionarlo tutto. Arriviamo a una delle cose che io veramente sembra, tu mi dicevi prima, è una cosa fatta abbiamo registrato per i bambini, sì, ma a me piace tantissimo. Ma allora perché la clip è minimale ma ricca di colore e ti fa proprio riempie il cuore di gioia, veramente. Guarda, io la canzone io che dico risponde al nome di sette femmine un come che fa? Sette femmine un tarì, l'utari a poco, sette femmine un varcoco, lo varcoco è duci, sette non finisce più, è una tiritera. Bellissima, è una classica tiritera di è una cover tradizione. È una cover che non è una brutta parola, si può dire. No, non lo so. Allora, dicevo, questo video è pensato per i bambini, ma piace moltissimo anche agli adulti, perché ci siamo divertiti tanto. Come bambini, perché penso che dentro di noi, dentro ognuno di noi comunque resti sempre una parte della nostra fanciullezza, del nostro sognare. Anche la clip, quel voler essere intenzionalmente semplice e infantile, quelle animazioni minimali. È stato fatto apposta, questo abbiamo puntato molto sui colori e sugli animali, diciamo, che si muovono all'interno del tutto per mandare un messaggio del video, certo. E qual è il messaggio? Il messaggio è questo, che ci sono molte parole o molti oggetti che noi si raccontano in questa tiritera che non vengono riconosciuti, tipo dai bambini. Non sanno cos'è il tarì. Il tarì è una vecchia moneta siciliana. Il tarì. Per cui noi mandiamo in questo caso con il cartone animato, abbiamo associato le immagini, potevamo riprodurre un tarì in modo proprio averlo in mano potenzialmente. Io non ce l'ho mai avuto, non lo conosco, però ma neanche la lira abbiamo avuto mai in mano. E oggi neanche l'euro per diversi motivi. Comunque faremo poi un video sulla oggi lira. Neanche l'euro. Faremo un video sulla lira perché i bambini non conoscono la lira. Ma visto che ne abbiamo parlato in maniera significativa di questa clip, regia, per cortesia, mandate un pezzo pensavo mandate gli euro per noi. Al massimo i tariffi possiamo mandate in onda il tarì. Sette femmine un tarì, un tarì a poco, sette femmine un varcoco è duci, sette femmine una nuci, e la nuce è dura, sette femmine una mula, e la mula è cauci, sette femmine una fauci, e la faucia vive renti, sette femmine un serpente è avvelenato, sette femmine un granato, e un granato a coccia, sette femmine una boccia, e la boccia scende cusa, sette femmine una busa, e la busa è liscia, sette femmine una biscia, e la biscia è china d'acqua, sette femmine una vacca, e la vacca vere minne, sette femmine battine. Bello. Cosa bello? Poi non è bello ciò che è bello, ma che bello. Non ricorda qualcuno qualcosa. Sì. Però dico poi dopo si cresce, per cui si arriva a crescere, arriva al matrimonio. E ci vogliono sempre soldi. No, non c'entra. I soldi lasciali perdere, in Sicilia i soldi non servono. Che cosa? Matrimonio? Che è l'ultimo nostro. Di chi? Lo matrimonio dei Calandra e Calandra, inteso come brano musicale, e con il nostro nuovo video, è il nostro quarto primo inedito. Si chiama Lu matrimonio tirituppi e tappi. Tirituppi e tappi. Sì. Perché questo nome così particolare? Ma guarda, io siccome ho paura
a imbarcarmi in verbi e in terminologie italiane che sconosco. Diciamo che, come ti dicevo poco fa, dietro anche un semplice racconto, dietro un aneddoto, dietro un proverbio c'è sempre una storia. In teoria vediamo se ci riesco a raccontarla senza sbagliare. Eventualmente ti aiuto, dai. Non è male l'idea. Allora, si dice tempo fa che, ad esempio, nella storia della cultura siciliana, una donna quando non era sposata portasse capelli lunghi. Nel momento in cui la donna si sposava veniva fatto il classico tutuppo. Perfetto, quindi questo era, diciamo, anche un identificativo per quella donna è sposata, la ragazza impegnata, già non si doveva guardare, sposata, toccare, diciamo, era già c'era untouchable, perfetto, aria privata. E allora dietro questo senza tuppo un tappi, quello tuppo tappi e basta che tappi e come tappi c'è una storia anche un po' drammatica per certi versi. Però a lieto fine. Sì, per una parte, da una parte sì, bisogna vedere di due ragazzi innamorati e i genitori, tu sai, una volta i matrimoni erano matrimoni di interessi e combinati, i genitori si accordavano, quindi questi due innamorati non si sono potuti sposare perché la famiglia non ha voluto e ha dato la figlia sposata. Cioè non erano combinati, si amavano bene, però la famiglia non sono riuscite a mettersi forse d'accordo, quindi non le hanno fatte sposare e hanno dato la figlia sposa ad un'altra famiglia forse molto più benestante. Quindi diciamo l'amato precedente è rimasto, come dire, scavallato, con l'occhichino alle manovate, esatto. Diciamo, no? E allora dopo alcuni anni è morto il marito della ragazza sposata. È rimasta vedova. E allora lui la rassegnazione si sono rincontrati e si sono di nuovo, come dire, forse in questo caso riavvicinati, e lui gli ha detto a lei senza tuppo un tappi, culo tuppo tappi, basta che tappi come tappi. Quindi ripeto, dietro a un semplice proverbio c'è una storia magari un po'. Allora noi abbiamo voluto giocarci un po' su anche per rilanciare lo stile del tuppo. Speriamo che possa tornare in voga. No, è un brano che racconta di un matrimonio appunto contrastato dalla famiglia, dai parenti. Anche qua c'è una lunghissima storia. Eravamo quasi vicino, dico io, a realizzare un film, un piccolo corto, magari ancora il tempo non invece avete realizzato, abbiamo realizzato una comunque clip, io una bella penso clip. un bel videoclip, e si vede una parte della Sicilia degli anni periodo 50 anni 60, e quindi c'è quell'approccio romantico, quel déjà vu molto divertente, molto anche divertente. E anche qua c'è stata collaborazione di Giovanni Cangelosi, il cabarettista, un noto cabarettista palermitano, e la regia sempre di Baldo Messina, coordinatore Amedeo Colotta, e abbiamo fatto anche delle riprese dall'alto molto molto particolari, quindi vi invito adesso vedremo una clip. Però prima di lanciare la clip, solo una battuta su questo look, perché io vi ricordo e vi conosco con il baschettino nero tipico della sicilianità. Oggi non siamo in servizio. Oggi non siete in servizio, questo è in borghese. Quindi io direi che questa mi casa è stu casa. Quando volete venire qui negli studi di 09 e avete qualcosa da proporre, va bene. La porta è sempre aperta. Ringraziamo di questo. Ci piace il lavoro che fate, e per questo vi invitiamo a proseguire su questo percorso, perché sicuramente è un percorso vincente che alla lunga darà i risultati. Peraltro oggi dove siete oggi? Diteci, stasera noi saremo a Ragusa perché ci premieranno con il premio Heritage Sicilia. Per noi è un motivo di orgoglio, perché se da Ragusa si sono accorti di noi, questo siamo anche ci mancherebbe. Questo ci riempie sicuramente di orgoglio e di gioia, perché un artista comunque considera che non vive solo, diciamo, di soldi, ma attraverso anche di gratificazione, di riconoscimenti. Quindi si attraversano tantissimi momenti difficili, i momenti in cui a volte ti viene anche voglia di mollare, di smettere, ma poi bastano anche delle piccole cose per darti di nuovo quella linfa vitale, quell'energia per ripartire. Va bene. Giuseppe Calandra, Maurizio Calandra, i Calandra e Calandra, ci vediamo un pezzo di Lo matrimonio, tiri tuppi e tappi. Regia, vai.
Mani, io mi marito, non m'hai provato ancora, manco lo vestito, dopo 20 anni di stare zitto, c'ha così mani, forse io mi marito, quasi contenti fuori l'amici e parenti, qualcuno disse vire dopo che ne penti, meno felici, Fuluzzo Antonio, disse sogno contrario a sto matrimonio, confetti buoni e buche quanto una rota, c'ha spinne e spanni, spende assai solo una volta, c'ha discussioni, murmuri e lamenti, si presentarono quasi i parenti, patricottoni, miso all'altari, mi rissi per aspettato vata maritari, John Pacinoscio e Nave Maria, me compare chiulane di una via, una ciova chiulane di luparrino s'arrabbia, interrompe l'omelia e me soggira Giannia, la mezzita m'Italia è la colpa d'una mia, e con fa fotografia dice mi che camorria, arriva lo sarestano e la nebbia via mano, senza toppo un tappi, con un tuppo tappi, senza toppo un tappi, con un tuppo tappi, come tappi tappi, tiri tuppo e tappi, con tuppo e tacchi, già tacchi e tuppo, tiri tuppo e tappi, come tappi tappi, l'occhio sediato, Fuluzzo nitto, i brumi che si vede, filare dito. Ora la chiesa alla nisciuta, lancio di riso e gran battito di mano, foto di rito con tutti quanti, scinciti un poco e tu mettiti davanti, che fernicia, quanto pensieri, sciuri chieso che sta sala e camarieri, meno contento, Fuluzzo Vito, e dromeri setati stare ancora zitto, lo camarieri, menso stonato, versa lo vino giusto sopra Don Danino, già un'arancina e la cassata, che sto mi vuole rovinare la giornata è rovinata, Don Danino s'arrabbia, dici giusto giusto a mia, e me soggira Giannia, me muglieri m'Italia, è la colpa d'una mia, e con fa fotografia, dici mi che camorria, arriva lo sarestana, li bicchiera di a mano. Bacio, 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 sposi! Senza tutto un tappi, con un tuppo tappi, senza tutto un tappi, con un tuppo tappi, con un tappi tappi, tiri tuppe e tappi, con tuppo e tacchi, già tacchi e tuppo, tiri tuppe e tappi, come tappi tappi, senza tutto un tappi, con un tuppo tappi, senza tutto un tappi, con un tuppo tappi, come tappi tappi, tiri tuppe e tappi, con tuppo e tacchi, già tacchi e tuppo, tiri tuppe e tappi, come tappi tappi, occhio deciso, puzzo totò, ora tutti alla casa d'asino. A festa veniva tutta a casa.